Terza prova del Super Frustino. Dina Vald, Edin Deidaltri, Eteni Est, Eclisse di Casei, Elessar Gad, Erika Cassi in prima fila, King of Terrail, Dr. Adri, Elton K, Pergolesti in seconda. In chiusura i favori per Eclisse di Casei, Andrea Guzzinati, numero 4 dello schieramento. Alternativa principale King of Terrail in seconda fila, poi anche Edin Deidaltri. Macchina intanto che accelera, lascia andare i concorrenti con tentativo di Edin Deidaltri di mantenere la testa su Etienne Est, che insiste al suo esterno, si accoda subito invece in corda Eclisse di Casei. Etienne Est insiste su Edin Deidaltri, lo sottopone a un severo attacco nei primi 200 metri di gara, che se ne vanno in 14,6, poi Etienne Est sembra desistere, lasciando al comando Edin Deidaltri. In seconda posizione sempre il numero 4 Eclisse di Casei, poi gli altri a seguire. Numero 1 Dina Vald per i primi squalificato. 400 metri di gara, mentre ha sbagliato Dina Vald. E così si formano più pariglie. Alle spalle di Etienne Est intanto è avanzato Elessar Gad, 600 che se ne vanno in 45,1 da 1,15 appena abbondante. Davanti alle tribune dopo 700 metri di gara, situazione tattica invariata, più pariglie alle spalle di quella formata da Edin Deidaltri ed Etienne Est. In terza ruota prova a spostare intanto Elton Cup, dopo un giro comunque veloce in 59,9. Elton Cup rimane in terza ruota per il momento, cerca di portarsi su Etienne Est, che è sempre all'esterno ma in fase calante dopo un chilometro in 1,15,5. Edin Deidaltri che controlla, e Eclisse di Casei in seconda posizione, chiusa però alla corda. All'esterno avanza Elton Cup che cerca di portarsi su Edin Deidaltri, che accelera a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,7. Cerca di farsi luce anche Elessar Gad, che viene via in terza corsia quando siamo a 250 dalla conclusione. La punta di Elessar Gad, ma al comando c'è sempre Edin Deidaltri che ha in schiena Eclisse di Casei. Finale con lo scatto di Elessar Gad a centro pista. Elessar Gad passa in vantaggio a 100 dalla conclusione. Elessar Gad nel finale controlla tutti i tentativi di Eclisse di Casei all'interno e vince sullo stesso, mentre per il terzo forse ancora il numero 2 Edin Deidaltri controlla King of Terrail, che trova tardi da correre. 1,14,9 comunque si è marciato forte. Andiamo a rivedere il numero 5 di Elessar Gad e Filippo Monti, che piombano sulla testa e passano in un amen facili vincitori. Al secondo posto finisce Eclisse di Casei, che può correre soltanto praticamente in open stretch gli ultimi 130 metri di gara, mentre per il terzo forse il numero 2 Edin Deidaltri potrebbe essersi salvato, ma ci sarà da rivedere. La vittoria intanto non sfugge a Elessar Gad e Filippo Monti. Marcello Di Nicola al training per conto del signore Vinia Minnoni. Vediamo per il terzo, probabilmente sì, ancora il numero 2 Edin Deidaltri a salvarsi da King of Terrail.